Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo le caratteristiche dei nati il 3 gennaio, ma prima di addentrarci nella descrizione di questi nati, vi invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se ancora non lo avete fatto e di iscrivervi al mio canale, sempre se ancora non lo avete fatto. Vediamo dunque i nati del 3 gennaio. Nascono intanto sotto l'influsso del dominatore planetario Saturno, poiché anticamente gennaio era attribuito alla costellazione Acquario, alle cui spalle appunto era reggente Saturno. Dunque ha molte caratteristiche che sono sicuramente riconducibili a quella grande determinazione, quel grande spirito di sacrificio che sono tipici appunto degli influssi saturnini, e però ha un dinamismo di un certo tipo, comunque fa parte dei segni e delle costellazioni dell'elemento aria, pertanto c'è comunque una grande dinamicità mentale, una grande apertura soprattutto verso le questioni futuristiche, ma ad ampio respiro. Ricordiamoci sempre che Saturno abbraccia veramente i più grandi sistemi, le più grandi strutture sia interiori che esteriori, pertanto anche l'Acquario non è esente da queste dinamiche, ma questi nati dunque oltre ad avere un'impronta di questa natura che li porta ad interessarsi a questioni tecnologiche e all'avanguardia avanzate, abbiamo anche insomma secondo le antiche tavole della vera chiave del Cinquecento, la collaborazione della costellazione Pesci, che è considerata stella capo o capo bastoniera in quanto è la prima costellazione che la Luna attraversa l'arco celeste nel suo viaggio in questo giorno, e trova l'opposizione della costellazione Leone. Dunque abbiamo qui persone con una fortuna media, con delle altalenanze, poiché le costellazioni attraversate sono 12, ma non sono tutte diverse, non sono tutte le 12 costellazioni che formano il cerchio zodiacale, ma sono 8, di cui le altre ripetute. Pertanto queste ripetizioni sono indizio di alcune particolari prerogative e caratteristiche, vale a dire che per esempio la costellazione Pesci, che apre il loro quadrato, ripetuta 2 volte, indica che le persone sono soggette a rischi o problematiche comunque legate all'acqua o anche a riposare non troppo bene, doversi impegnare a riposare di più, insomma. E, oppure li inclina a situazioni diciamo a carattere esoterico, spirituale più particolari, più difficili anche in un certo senso, possono infatti subire spaventi o comunque avere la tendenza ad esempio a pensare male di chi hanno intorno ma anche di se stessi. Questo comunque gli procura qualche problema alla lunga, forse anche una mancanza di fiducia nei confronti degli altri. A volte ha ragione, poiché nella vita magari hanno sperimentato o dovranno sperimentare delle amarezze, delle delusioni, soprattutto affanni di cuore, possibile appunto che restino delusi o che vivano le cose in un loro immaginario che poi si rivela essere diverso nella realtà. Abbiamo comunque anche la doppia presenza di Libra, di Bilancia, la quale costellazione ci fa comprendere che possono rivelarsi problematici, per esempio i rapporti con la figura paterna, o per un eccesso di attaccamento o per problemi proprio legati al padre che potrebbe anche sparire prematuramente, oppure che la sua figura era un punto di riferimento al momento in cui viene a mancare, la persona viene a sentirsi un po' più debole, più fragile, quasi come avesse la sensazione di essere sola al mondo. Dal punto di vista delle predisposizioni
di questi personaggi, di queste persone nate il 3, insomma il fisico, dal punto di vista appunto fisico, abbiamo persone sufficientemente resistenti alle prove della vita, e soprattutto le prove legate a quanto pare al contesto sociale, in quanto la posizione di Leone come seconda costellazione attraversata dalla Luna indica appunto che avranno sicuramente a che fare con persone dell'autorità, autorevoli, autoritarie anche, e non sempre saranno rapporti facili. Anche la figura del padre potrebbe rientrare in questa posizione, poiché il leone è appunto, oltre che una figura maschile, è una figura maschile di riferimento, dunque anche indiziare la presenza magari di un padre autorevole, autoritario. Ad ogni modo andiamo avanti. È possibile che se alcune costellazioni, che poi dipende anche dal rapporto che si viene a creare col giorno settimanale di nascita e con l'ora di nascita, che è assolutamente personale da soggetto a soggetto, è possibile appunto che possano avere delle difficoltà a completare gli studi, oppure che possano dedicarsi magari a lavori legati all'elemento acqua, magari capitani di lungo corso e altre attività di questo tipo. È però molto più facile che vengano collocati lavorativamente parlando in ruoli che appartengono insomma allo Stato, a figure appunto di lavori statali o eh, organizzati appunto in modo gerarchico. Vi ringrazio insomma per avermi ascoltato fino qui, ho dato appunto qualche piccola indicazione dei nati del 3 gennaio, ma vi aspetto ancora per le prossime condivisioni e domani insomma con i nati del 4 gennaio. Vi ringrazio e se ancora non l'avete fatto rinnovo l'invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e iscrivervi al mio canale, che è quello dove state guardando questo video e questa condivisione, e di raggiungerci sui nostri gruppi Facebook e su tutti gli altri social, dei quali troverete i link in descrizione. Grazie a tutti, vi auguro una buonissima giornata, un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!